Ed eccoci qua al nostro appuntamento goloso, è iniziata la bella stagione e ovviamente bella stagione in Sicilia significa anche pasta alla norma. Ingredienti di stagione, freschi, di qualità come sempre, però la pasta alla norma che vi presenterò oggi sarà una mia versione del tutto personalizzata. Potremmo pure chiamarla tranquillamente pasta alla norma 2.0. Ebbene sì, gli ingredienti che tratterò saranno ovviamente quelli della pasta alla norma, però li lavorerò in maniera un po' differente, intrigante e interessante. E vi assicuro, come sempre, che il gusto ci guadagna. Infatti invito tutti quanti a restare ben sintonizzati, a guardare il video fino alla fine, così poi riuscirete a fare questo piatto semplice, veloce, facile, ma più che altro buonissimo. Adesso, bando alle ciance e tuffiamoci all'interno della ricetta. Dove nasce questo piatto? Questo piatto nasce a Catania. Si narra che il Bellini, dopo averlo assaggiato, se ne innamorò follemente. Gli piacque talmente tanto che lo paragonò appunto all'opera La Norma. E da quel momento in poi il piatto prese il nome La Norma. È un piatto, come vi dicevo, semplicissimo nella sua esecuzione, con ingredienti molto ma molto poveri. Allo stesso tempo è un piatto di una bontà straordinaria, devo dire che il Bellini aveva perfettamente ragione. Allora, io vi accennavo che l'ho un po' modificato, ma non negli ingredienti, ma nella lavorazione degli ingredienti. E adesso vi spiego passo passo quello che andremo a fare. Niente di complicato, state tranquilli, ma non lasciate il video a metà, continuate a vederlo fino alla fine, perché se saltate anche un singolo passaggio ovviamente il risultato non sarà quello sperato. Quindi restate là, un po' di pazienza e godetevi questo video. Adesso andiamo ad elencare gli ingredienti. Gli ingredienti che io userò oggi ovviamente sono le melanzane, queste qua affusolate viola, ovviamente del basilico, ricotta salata. Io userò del pomodoro Piccadilly. Non cominciate a storcere il naso perché lo so che non è questo il pomodoro adatto, ma siccome è la 2.0, state lì e poi alla fine giudicate. Pasta, il formato che più vi piace. Io sto scegliendo dei tortiglioni, vi piacciono i fusilloni, vi piacciono le pennette, facete chi volete. Vi ho presentato gli elementi principali del piatto, ma poi ci sono degli elementi, potremmo pure chiamarli complementari, che vi mostrerò durante l'esecuzione della ricetta. Adesso mi faccio un po' di sbarazzo e iniziamo tutte le fasi della lavorazione. Iniziamo subito lavando i pomodorini e tagliandoli a metà nel senso della lunghezza. Prendiamo il pomodorino e lo andiamo a tagliare esattamente a metà. Una volta tagliati i pomodorini li andiamo a disporre all'interno di una pirofila, vicino vicino, l'uno attaccato all'altro. Disposti i nostri pomodorini nella pirofila, andiamo giù prima con un po' di sale, poi pepe, filo d'olio, un battuto di erbe aromatiche, basilico e mentuccia. Voi potete mettere quello che più vi piace, del timo e una spolverata di zucchero di canna sopra. Una volta pronti i nostri pomodorini tagliati a metà, forno preriscaldato 160 gradi, un'oretta, un'oretta e un quarto, devono caramellare sopra e poi vi faccio vedere l'uso che ne faremo. Mentre cuociono i pomodorini continuiamo la ricetta. Adesso passiamo alla fase della frittura di melanzane. Prendiamo le melanzane, le tagliamo a tocchettini e li andremo a friggere. Io ho un mio sistema infallibile per avere una frittura bella, asciutta e croccante, ma non ve la svelo in questo video perché se no ne vedete in casa. Se volete vi lascio il link in descrizione oppure cercate nel mio canale Pasta Incasciata Andrea Matranga e li mostro passo passo questa tecnica, questo piccolo trucchetto di nonna. Adesso mi taglio i melanzane e mi va a frio e continuiamo la ricetta. Ok, prendiamo la melanzana, c'è chi la pela, chi magari la fa un po' con la buccia, un po' senza, col pelapatate. Io nella pasta alla norma preferisco lasciarla tutta quanta la buccetta, a me piace moltissimo, ma voi ovviamente fate quello che più gradite. Tagliamo delle fette di 1 centimetro e mezzo di spessore
andiamo a ricavare dei piccoli cubotti, questa è la dimensione, che poi in cottura tenderanno a rimpicciolire parecchio. Ed eccoli qua, una volta caramellati li fate raffreddare. Perfetto, melanzane fritte, pomodorini fatti, questi qua me li sono fatti prima, perché necessitano che comunque siano temperatura ambiente, gli altri stanno finendo di cuocere e adesso andiamo a mettere giù la pasta e nei minuti di cottura della pasta andiamo a preparare la salsa alla norma. Semplice, semplice, facile, facile, ma buona, buona, buona. Metto giù la pasta e assembliamo subito la salsa. Proprio il tempo della cottura della pasta e la salsa è pronta. Prendiamo i nostri pomodori confitti, li inseriamo all'interno di un frullatore. Anche un po' del suo sughetto di cottura, che è la parte più golosa. A seguire un po' di melanzane fritte, qualche pezzettino di ricotta salata. Filo d'olio e frulliamo. Mettiamo in una padella un po' del nostro condimento alla norma, la nostra crema. Mettiamo anche un po' di acqua di cottura, fuoco al minimo, amalgamiamo il tutto. Andiamo a mettere un paio di pomodorini, bella grattugiata di ricotta salata sopra. Un bel davanti!